Benvenuti da Feva. Il nome del piatto è una minestra di barena. Questo piatto racchiude tanti concetti. Primo sicuramente è il discorso di sostenibilità. E che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da quello che abbiamo di disponibile oggi, quindi abbiamo dei pesci dell'Alto Adriatico, dei pesciolini da zuppa, e poi l'abbiamo chiarificata avendo un brodo liquido. E abbiamo dei vegetali coltivati in acquaponica da dei ragazzi, diciamo, visionari, sia Moretto Farm che Radici Azzurre, rappresentati da Edoardo, che sostanzialmente è una nuova tecnica di coltivazione atta a preservare tutti i principi nutritivi e ovviamente tutto un discorso anche di sostenibilità e assenza di metalli pesanti. Perché ho unito queste due cose? Perché il prossimo step si sta studiando, comunque si sta portando avanti l'idea di lavorare in acquaponica, quindi coltivazione in acquaponica, però con acqua salmastra. Un step successivo di quello che può essere l'acquaponica. E anche per un discorso, sì, delle perdite delle falde, risalite del cuneo salino, insomma, tutto un sistema su cui noi stiamo cercando di vedere come potrà essere il futuro se andiamo avanti di questo passo. Ecco che ovviamente noi il nostro compito è cucinare e in un piatto vogliamo racchiudere diversi concetti di sostenibilità. I menù del Feva si dividono in due, anima e corpo. Il corpo sono un po' i piatti classici, quelli che caratterizzano un po' la storia del Feva da questi 13 anni passati, insomma da quando abbiamo aperto. Sono i piatti migliori e li proponiamo a cadenza, diciamo, stagionale. Mentre l'anima tra le dimensioni dell'uomo è quella che non si può catturare e pertanto è sempre un risultato nuovo, un risultato inedito e sostanzialmente è la natura stessa che ci detta i piatti dell'anima, quindi i piatti nascono in base alla materia prima che abbiamo disponibile in quel determinato momento. Nel settore della ristorazione, l'ambiente gioca un ruolo fondamentale sia dal punto di vista della sostenibilità che della qualità del servizio offerto. In molti paesi esteri il settore della ristorazione si sta orientando sempre di più verso la sostenibilità ambientale. Questo significa che i ristoranti stanno adottando pratiche ecosostenibili come l'uso di ingredienti locali e biologici, il riciclo dei rifiuti e l'uso di imballaggi compostabili. Inoltre, molte strutture stanno cercando di ridurre il proprio impatto ambientale attraverso l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di inquinanti. Il rispetto dell'ambiente è diventato un elemento fondamentale per attirare e fidelizzare i clienti, sempre più attenti alle tematiche legate alla sostenibilità.